L'amore esiste, canta Francesca Michelini, e l'amore è come se esiste, nella dimostrazione un capolavoro, un film tratto da una storia vera che ha come titolo La voce negli occhi, e sto parlando qui con Pietro Crisafulli e Maria Maugeri, che saluto, i miei ospiti di questa mattina. A tal proposito sono molto contenta di ospitarvi perché so che l'argomento è molto forte, molto intenso ed è giusto parlarne. Buongiorno. Buongiorno a te. Buongiorno a voi. Ringrazio Radio Studio 90 Italia per l'invito, grazie veramente di cuore. Noi abbiamo avuto modo di conoscerci in diverse occasioni, perché tempo fa abbiamo anche realizzato uno spettacolo in piazza dedicato proprio a questo film. Ne abbiamo parlato anche in radio un po' di tempo fa, ma adesso ne parliamo proprio all'interno dei nostri studi con Pietro Crisafulli, che ha avuto la forza, proprio perché qui ci vuole tanta forza, per realizzare un capolavoro del genere che alle spalle ha un grande dolore, ecco, bisogna dirlo, perché tratto da una storia vera. Si parla di Salvatore, che era il fratello di Pietro Crisafulli, che dopo un incidente, insomma, adesso Pietro magari ci racconterà l'accaduto in maniera tale che i nostri ascoltatori conoscano questa storia, una storia di vita proprio. Un amore intenso verso mio fratello. E Salvatore, purtroppo, l'11 settembre, la giornata, l'attentato al Torri Gemelli del 2003, ha avuto questo gravissimo incidente stradale a Catania. Rimane vittima, rimane in coma, poi successivamente stato vegetativo permanente, almeno così sentenziava la scienza medica, e poi viene dimesso con questa diagnosi. Noi l'abbiamo avuto a casa, accudito, e abbiamo attraversato con un camper per farlo riconoscere, che effettivamente lui capisse, perché quando ci parlavamo piangeva con gli occhi, e pertanto l'abbiamo portato in Austria, in Slovenia e in Svizzera, dove tutti i luminari, anzi un personaggio che si occupa di come è stato vegetativo, sentenziò una sentenza finale che dice che Salvatore era affetto dalla sindrome a Pallischi, cioè di stato vegetativo permanente, e che non c'era più nulla da fare. In quella visita mi ricordo bene che Salvatore intubato con respiratore, quando l'abbiamo portato a Innsbruck, in questa città austriaca, già piangeva, perché noi volevamo dimostrare che Salvatore capisse. Poi su una domanda dall'altro mio fratello quanto potesse vivere Salvatore, perché non lo poteva ricoverare, e lui, questo luminare, disse 3-4 anni e morirà per un'insufficienza respiratoria. Invece Salvatore si risveglia, riesce, dopo minacce attraverso la sanità, di ricoverarlo, perché era la vicenda di terrischiavo che arrivava dall'oltreoceano. Sì. Il Ministero della Salute fece ricoverare Salvatore, e dopo 3 mesi di ricovero si accorsero che Salvatore era la sindrome Locked-in, cioè dire una persona tipo la SLA, occhio e croce come la SLA, che Salvatore capiva tutto. Prescrissero un comunicatore a scansione, e quello che raccontò è stato veramente drammatico. Ho quest'amore intenso per Salvatore, grazie al regista Rosario Neri, e in parte Salvatore riuscì a scrivere anche il libro Con gli occhi sbarrati, aiutato sempre da noi, da una giornalista. Nasce questa sceneggiatura. Perché lui comunque capiva tutto, cioè capiva tutto quello che dicevate, quello, certo. Insomma, con gli occhi vi rispondeva, vi faceva capire, insomma, tutte le sue sensazioni. Esattamente, sì, perché anche il Ministero della Salute all'epoca nominò una commissione medica scientifica per accertare come mai Salvatore in stato vegetativo permanente riuscisse, a comunicare. Non sappiamo nulla, perché giustamente si tocca tematiche molto forti, c'è tutto, dietro bisogna capire molto meglio i parametri vitali. È importante parlare di questa storia, perché ci sono tantissime persone che oggi si risvegliano comunque dal coma. Esattamente. E infatti Pietro Crisafulli anche qui, perché ha un grande sogno, che è anche quello di realizzare un centro risvegli. Io sono presidente dell'associazione Sicilia Risvegli, fondata da Salvatore, da me, Sicilia Risvegli Onlus, che trovate anche su internet, e conosco solo a Catania 53 casi, tutta la Sicilia circa 250, per non dire in tutta Italia ne conosco certo. Circa 1600. Diciamo che quelli in Sicilia la maggior parte vivono tutte nelle proprie abitazioni o nelle RSA, dove non sono completamente assistiti, tengono le persone lì. Noi attraverso il film, questa pellicola veramente che scioccherà tutti, soprattutto la comunità scientifica, premesso che è un film per la vita, contro l'eutanasia, perché ci sono le volontà, il film contiene le volontà di Salvatore, anche se ci sono colpi di scena, racconta 40 anni di vita, perché noi da bambini siamo stati rinchiusi in collegio, mia mamma e mio papà, perciò è un film che attraversa con dei flashback, si vedrà a Catania. Voglio precisare che il film non è stato compartecipato da nessuna istituzione pubblica, pertanto l'abbiamo finanziato noi da soli, grazie a un mio nipote,
che ha avuto un incidente stradale, ha donato qualcosa, zio non ti mettere con le istituzioni, e anche lui era stato in coma, aveva avuto questo sinistro stradale, era stato risarcito, ha coperto delle spese. Che salutiamo, come si chiama? Rosario Privitera, ecco, che lo ringrazio. salutiamo. Allora facciamo una cosa, Pietro, tra l'altro abbiamo anche una delle protagoniste del film qui con noi, adesso parleremo anche con lei che ci racconterà anche il suo ruolo. Noi abbiamo raccontato intanto la storia di Salvatore, abbiamo raccontato anche il significato, ciò che realmente vuol dire questo film. Adesso lo approfondiremo, ascoltiamo una canzone, ci fermiamo un attimo e torniamo, ok? Ok. Studio 90 Italia. Perché Sanremo è Sanremo. Abbiamo ascoltato questo brano fino all'ultima nota perché è davvero molto molto commovente, e volevo ringraziare Maria Maugeri che l'ha scelto, che è qui con noi, attrice della Voce negli occhi, ma non solo, perché lei ha realizzato tantissime, numerosissime collaborazioni, e lei non vuole che io lo dica in realtà, perché lei dice: a me non interessa essere promossa in questo momento come attrice, perché la cosa che mi interessa e che mi sta più a cuore è parlare della storia di Salvatore, di quello che è stato per me. Però noi lo diciamo perché comunque lei ha fatto veramente tante cose con Figaro e Picone, con Beppe Fiorello, insomma delle parti anche molto molto importanti, e ha donato completamente il suo cuore a questo film, a Pietro Crisafulli e alla Voce negli occhi, è vero? Sì. È qualcosa, io questo dicevo, non mi piace pubblicizzarmi, tanto mi conoscono, qualcuno penso che mi conosca. Questo film l'ho fatto con il cuore. E ci sono rimasta dentro perché pensavo appena finisse che me ne sarei andata a casa come negli altri posti. Diciamo, scusami subito se ti interrompo, che il ruolo che interpreta Maria Maugeri è quello della mamma di Salvatore Crisafulli. Di mamma Angela, ecco. Un ruolo molto 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 importante che mi è stato concesso, e adesso devo portare avanti ciò che si era prefissa anche in mamma Angela con Pietro e prima con Salvatore. Che ricordiamo, purtroppo ci ha lasciato da la poco tempo, e quindi Angela ci ha lasciato lo stesso giorno che abbiamo dato la prima a Luci Cinema. Io volevo che appena lei finisse di vedere il film gli avrei chiesto come le ero sembrata, se avevo fatto ciò che era giusto fare con un figlio, come se fosse Salvatore. Non ho avuto questa fortuna e il mio dispiacere è immenso. Però Pietro mi ha detto che me la sono cavata alla grande, però dico... Essendo lui figlio sicuramente saprà. È stata veramente meravigliosa, ecco. Sì. Infatti ormai da quel giorno siete uniti, siete veramente diventati quasi come mamma e figlio davvero, no? Sì, siamo mamma e figlio, ci sentiamo notte e giorno in qualsiasi momento. La chiamiamo Mammuzza noi, ecco, ormai questo è il mio soprannome, Mammuzza Maria. E diciamo che... a noi interessa soltanto, stiamo facendo pubblicità a film, no? Per la visibilità. Per la visibilità. Noi abbiamo bisogno di costruire questo centro risvegli. Perché c'è tanta gente che si risveglia dal coma e che non ha le giuste attenzioni, non ha no? attenzioni, non ci sono possibilità economiche, non possono andare tutti fuori. Vogliamo farlo qui in Sicilia. Esattamente. Gentilmente vorremmo un aiuto, non vogliamo fare molto rumore a livello rumoroso, rumore a livello di aiuto, chiediamo aiuto. Abbiamo un terreno noi. Abbiamo il terreno, aiutateci con delle donazioni, Sicilia Onlus ha il suo sito, se potete donare qualcosa, qualcuno vuole fare un'opera di bene, a noi il film ci interessa solo per questo, con i proventi. E infatti mi dicevate che il ricavato del film chiaramente verrà devoluto per realizzare proprio questo, Certamente, no? certo, questo è l'obiettivo principale. A tal proposito, prima di continuare a parlare di questo argomento, il film sta avendo grande successo, perché so che parteciperà a degli eventi importanti. Esattamente, grazie a noi stessi, ecco, perché se ti metti, diciamo, a cercare e non c'è aiuto, soprattutto dalle istituzioni, l'abbiamo visto con... Sì, in esclusiva, diciamo, stiamo partecipando innanzitutto al Festival di Cannes, perché lì avremo una vetrina diversa. Non sappiamo ancora la categoria, stiamo provvedendo immediatamente perché abbiamo fatto pervenire il film solo in italiano. Però già il fatto che arrivi lì è una cosa importantissima per voi. Abbiamo delle proiezioni il 7 e 8 di febbraio adesso, settimana prossima, alla città di Lecco.
È stata scelta quella città, hanno organizzato, anche se sia la città di Eluana Englaro, Sì. nativa, e poi abbiamo giorno 15, adesso ho saputo stamattina che è stata spostata 15 di febbraio presso la Camera dei Deputati alla proiezione, la sala, la grandissima sala, perché so che i consigli, tutti i gruppi del Parlamento hanno chiesto la sala grande, 415 posti, pertanto credo che ci sia una visibilità diversa, eccoli. Perché è un problema politico, ecco. Quindi questo sicuramente sarà un grande appuntamento per voi, grande motivo di orgoglio da questo punto di vista, perché almeno adesso qualcosa si sta muovendo, Certo. diciamo, un po' al nord, forse un po' meno a sud, Bravo. però già il fatto che voi ci invitate, ci date voce, questo è importante, è tantissimo. Sono le istituzioni che devono fare Voi qualcosa. parlate di voce negli occhi, questa è anche la voce del cuore secondo me, perché davvero un argomento del genere è molto molto importante, ci sono tante persone che grazie in questo caso a Salvatore hanno la possibilità di usufruire anche di questo centro qualora venisse realizzato, tante Certo. persone che soffrono e che hanno bisogno. Io tra l'altro saluto perché ci sono tantissime persone che ci ascoltano, quindi ce ne saranno anche. Un abbraccio anche da Sì. parte mia, perché ne conosco moltissimi. Bisogna evitare che queste persone, io li chiamo, per me non sono pazienti, ma sono persone che facciano i viaggi all'estero. Costa 1.400 euro al giorno, paga la sanità siciliana, quando da noi meno della metà possa essere ricoverato qua, aumenterebbe il lavoro, perché non hanno nulla in cambio di differenza da noi. Aprendo un centro qua non c'è bisogno, diciamo. Pertanto si evitano anche i viaggi, pagarsi l'affitto alle famiglie, spostarsi. Anche tutto lo stress comunque Certo. che viene attribuito e viene dato a una persona che deve comunque in quelle condizioni viaggiare, muoversi. Ne abbiamo tantissimi, ne seguo molti e sono buttati proprio così. Noi in ci attesa. auguriamo che qualcosa possa cambiare, che qualcosa si risvegli in tutti i sensi. Veramente. Io ti ringrazio tanto Pietro Crisafulli, grazie Maria. Grazie. Noi avremo notizie sicuramente della Voce negli Occhi, ci racconterete un po' Certamente. più avanti Volevo quello precisare, che accade. Sì. questo, racconta sì la storia di Salvatore, ma Sì. vogliamo che sia le volontà, ma vogliamo non perché è la nostra storia, vogliamo che questo non accada più a nessuno, quello che è accaduto a noi, Beh. perché è una sorta di eutanasia, se si chiudono dietro dei parametri scientifici, che dice uno stato vegetale, è una sorta di eutanasia che, diciamo, la sanità obbliga, pertanto racconta sì, ma è rivolta agli altri, che non accada più a nessun altro. Sicuramente avranno ascoltato in tanti, ci auguriamo che il vostro messaggio arrivi dritto al cuore e dritto a chi veramente può dare una mano a chi ha bisogno in questo caso, quindi speriamo ci sia presto un centro di sveglia anche nella nostra meravigliosa terra. Grazie Pietro Crisafulli, grazie Grazie a Mariano voi. Ruggeri e grazie alla Voce E chi- negli Occhi, un abbraccio fortissimo a voi per questa realizzazione stupenda, davvero. Esattamente, grazie per il Ci sottofondo del salutiamo, brano. esatto, perché questa è una canzone che fa parte anche del film, Sì, dicevate. questa sì, mi commuove molto, perché riferita agli anni '80 racconta tutto questa musica. E allora, con Don Bachi, con canzone, io vi ringrazio e noi torniamo dopo.